tutti, benvenuto a Eugenio Gattolin, direttore della Confcommercio del Veneto, e benvenuto a questo incontro di Veneto Welfare. Grazie, benvenuti e grazie a voi. Perfetto. Lo scopo di questa chiacchierata è di mettere a fuoco sostanzialmente le potenzialità, oltre ai limiti e le opportunità legate alla bilateralità. La settimana scorsa, nell'ambito dell'attività di Veneto Welfare, abbiamo realizzato un webinar interessante con il CNEL, al quale ha partecipato sia il presidente Tiziano Treu che il professor Michele Faioli, che ci hanno dato alcuni spunti su cui ci interessava dialogare con le parti sociali. Partiamo dalla crisi. La crisi ha evidenziato tutta una serie di problemi legati al welfare evidenti, non solo rispetto alla sanità o all'assistenza, oppure la questione legata agli anziani o ai giovani, ma certamente, per esempio, ha evidenziato che negli istituti di sostegno al reddito qualcosa non ha funzionato in situazioni così emergenziali, come analogamente la crisi sugli ammortizzatori ha evidenziato anche l'assenza di protezione in alcuni ambiti di lavoro, penso ai lavoratori autonomi oppure i famosi intermittenti. Quindi qualcosa è rimasto fuori con scarse tutele e quindi sarà necessario riordinare, pensando proprio a situazioni emergenziali, il sistema di welfare. Tiziano Treu, presidente del CNEL, ha ricordato come un ripensamento dei sistemi di welfare sia necessario in un contesto in cui le imprese e il lavoro è cambiato rispetto al passato, quando è partito il disegno del welfare. Oggi le attività sono discontinue sia per quanto riguarda i lavoratori che le imprese, quindi il sistema è stato progettato con un'altra idea di stabilità di imprese e di persone. Tant'è che ha posto il tema che il welfare integrativo dovrebbe tornare ad essere un investimento sociale in un periodo di incertezza come questo. Quindi ha citato proprio questa questione. Il welfare integrativo deve essere considerato un investimento sociale. La domanda è questa: qual è il ruolo della bilateralità, oppure in che modo valorizzare la bilateralità e il welfare contrattuale in questa fase di debolezza dei sistemi statali di welfare, sanità, lavoro, sociale e pensioni? Quindi qual è il ruolo della bilateralità? Beh, la bilateralità, che è un frutto importante di un percorso fatto tra le organizzazioni sindacali e datoriali, ed è una caratteristica importante del nostro sistema welfare come italiani. Forse abbiamo dato un esempio illuminante in questi anni di gestione e di accompagnamento delle persone nel loro contesto lavorativo attraverso gli strumenti della bilateralità. È chiaro che anche la stessa bilateralità nasce in un contesto diverso, mutuando da una parte dai modelli delle grandi imprese, gli strumenti che fornivano le grandi imprese, mutuando con gli strumenti della bilateralità nelle piccole e medie imprese questi benefici, questi strumenti che accompagnavano e tutelavano sia in parte il datore di lavoro e molto anche i lavoratori. E in questo periodo, in questa fase, in questi anni, la bilateralità sicuramente ha svolto un ruolo fondamentale per aiutare, sostenere, ma anche sperimentare strumenti di sostegno che poi sono stati fatti propri anche dal soggetto pubblico, perché per loro natura alcuni strumenti devono essere universalisti, e questo è l'aspetto importante. I limiti che sono emersi in questa fase, dato dal fatto di una crisi molto ampia e dal fatto che gli strumenti sono stati predisposti proprio in un contesto di stabilità, di chiarezza, dove le persone comunque vivevano in un contesto di lavoro e potevano solo, tra virgolette, migliorare o comunque avere una situazione positiva. I giovani di un tempo vedevano dove poter arrivare, guardare in avanti. Oggi devono abituarsi, purtroppo ci si deve abituare a spostarsi da un
contesto a un altro, da una situazione a un'altra, per cui dobbiamo adeguare gli strumenti a questo contesto che nel bene o male ci troviamo ad affrontare, che sicuramente sta evidenziando delle criticità molto molto importanti. È stato fatto l'esempio, per esempio, che sono alcune classi, alcuni soggetti non sono stati ricompresi negli strumenti di tutela. Sì, gli ammortizzatori sociali, anche questi nascono nel modello del tutela dei lavoratori delle grandi imprese, un po' alla volta si è scesi fino a fare anche la cassa in deroga per i piccoli vie. Oggi è necessario uno strumento universalistico che copra tutti e che non abbia procedure diverse a seconda del numero degli operatori. Questo è veramente non più adatto a coprire i bisogni di questo periodo e ad affrontare situazioni di criticità che purtroppo potranno non essere solo frutto di eventi, probabilmente criticità magari minori possono durare e ripercorrere anche in altri periodi, e noi dovremmo essere in grado di affrontarle con molta prontezza e attenzione. Quindi per quanto riguarda la cassa integrazione, potrebbe essere pensato uno strumento universalistico, quindi per tutte le imprese, sia in situazioni di emergenza come il Covid, ma anche in situazioni diciamo, di mercato che cambia, quindi congiunturale, quindi potrebbe essere lo stesso strumento. Questo penso sia inevitabile. L'esperienza di questi mesi ci ha insegnato questo, che dobbiamo trovare uno strumento universalistico che riesca a coprire anche quelle situazioni, penso ai tanti fenomeni dei lavori atipici, dei lavori occasionali, del lavoro autonomo che è un po' meno autonomo di quello di un tempo, per cui queste situazioni che sono molto più estese, non sono più episodiche, devono trovare forme di tutela nuove e rinnovate. E uno strumento universale penso sia la strada migliore, perché così si riesce a rendere più efficiente lo strumento. Abbiamo visto la diversità di efficienza, tra l'altro, degli strumenti messi in campo dai diversi ammortizzatori sociali, e questo è un po' un paradosso. Allora, in alcuni contesti le risorse sono arrivate in tempi brevissimi, in altri, in stesso ambito territoriale, sono arrivati tempo dopo. Non è giustificabile, non ha più senso in questa nuova fase che ci troviamo ad affrontare. È un mondo del lavoro che è diverso da quello con cui sono stati progettati questi strumenti. Certo, anche a noi pareva evidente che l'aspetto universalistico, l'aspetto della rapidità di esecuzione e della facilità d'uso fossero i tre elementi che da subito abbiamo avvertito nella gestione della cassa in deroga, ma questo ci porterebbe a discutere di un'altra questione. La seconda questione invece fa riferimento a due gambe importanti della previdenza complementare, quindi la previdenza pensionistica e quella sanitaria, quindi fondi pensione e fondi sanitari. Allora, tenuto conto che la bilateralità è il frutto maturo, rappresenta il frutto maturo della contrattazione tra le parti sociali, proprio perché ci ha suggerito il presidente del CNEL, rappresenta anche un modello gestionale, cioè si scontra con la sfida gestionale, di cui il welfare aziendale e anche il welfare territoriale sono espressioni. Un punto su cui il professor Faioli ci ha sottolineato in termini di crescita, di aiuto, poteva essere proprio l'integrazione tra fondi pensione e fondi sanitari, quindi la necessità di una maggiore vicinanza tra i due, collegando prestazioni, contribuzione e anche modelli gestionali, per esempio tutto il tema della trasferibilità del fondo. Alcune ipotesi si potrebbero già fare a legislazione invariata, e in ogni caso pare evidente che sia necessario definire una riforma legislativa che porti a un testo unico sulla previdenza privata. La domanda è, proprio pensando alla Confcommercio, la bilateralità veneta è ricca di interventi a favore
dei bisogni dei lavoratori e anche delle imprese. Io presente recentemente, mi capita di vedere la lista delle offerte di servizi in situazione Covid nell'ambito termale, quindi un sottoinsieme territoriale, e quindi è interessante questa capacità di stare vicini al territorio. Quali sono in questo senso i punti di debolezza del vostro sistema e dove migliorare le regole attuali della bilateralità per ottimizzare i servizi, per migliorare le prestazioni e per allargare anche l'utilizzo delle vostre risorse? Allora, premesso che noi abbiamo un modello diverso a seconda dell'attività della bilateralità che si rivolge all'aspetto previdenziale e sanitario. Sono fondi di carattere nazionale, enti bilaterali a carattere nazionale, che hanno una loro significatività, penso siano tra i più importanti a livello nazionale sicuramente, e con numeri significativi. La difficoltà che c'è è quella di far conoscere agli operatori, ai ragazzi, soprattutto a quelli che si inseriscono nel mondo del lavoro, l'importanza di poter iscriversi, parlare col proprio datore di lavoro e utilizzare queste forme di integrazione sugli aspetti sanitari e previdenziali. E a volte i giovani non ci pensano, non ci pensano, sembra qualcosa di troppo lontano, oggi invece diventa fondamentale. Paradossalmente a volte gli enti bilaterali erogano dei sussidi ai giovani che vengono assunti, ai neoassunti, pagandogli una parte del costo per l'assicurazione previdenziale e quello anche sanitaria, per spiegargli, fargli vedere come è utile per poter poi convincerli a proseguire a loro tutela su queste forme di integrazione, queste forme di previdenza integrativa. Dovrebbe essere, tra virgolette, uso il termine, resa obbligatoria l'iscrizione a questi fondi, proprio perché il contesto in cui siamo chiamati ad operare e il futuro che abbiamo davanti, che sarà anche sempre positivo, ma comunque ad andamento non chiaro e non continuo, una posizione previdenziale di sostegno anche da un punto di vista sanitario è molto importante ed è una tutela per sé e anche per i propri familiari. Per questo diventerebbe opportuno una presenza, una informazione molto più ampia per poter educare un po' i cittadini, i lavoratori a utilizzare queste forme. Dall'altro è un modo anche per non dover pagare due volte. Faccio un esempio, nel momento in cui un datore di lavoro accantona parte di queste risorse, cioè per l'assistenza sanitaria, lo stesso anche per altri interventi come riguardano sostegno alle scuole, agli asili nido e altri, il lavoratore in parte mette una propria quota, se dopo anche lo Stato, tra virgolette, cioè, non riesce a sostenere questo tipo di intervento, il privato deve pagare quasi due volte, il cittadino paga per poter avere a scuola l'utilizzo dell'attività di assistenza e poi anche la stessa impresa, gli stessi lavoratori, per cui bisogna rendere molto più esteso l'utilizzo di queste forme di mutualismo e di bilateralità, da una parte bilateralità contrattuale, dall'altra forme mutualistiche che integrano i servizi dello Stato. Certo. Io credo che questo aspetto sulla dimensione mutualistica dei fondi rappresenti un punto che va assolutamente spiegato, in particolare alle giovani generazioni, perché probabilmente chi ha qualche anno di più questa dimensione la coglie in modo più facile, pensando alle generazioni appunto un po' avanti con gli anni. E quindi a questo punto, secondo lei, il tema del silenzio assenso potrebbe essere in qualche modo anche una caratteristica di tipo, non dico educativo, ma di instradamento, al fine di poter arrivare ad acquisire chiamiamolo un gruzzolo, che potrebbe rappresentare o una pensione integrativa oppure la possibilità di anticipare l'uscita pensionistica. Assolutamente sì, penso sia anche uno strumento che, spiegato, possa aiutare ad accompagnare i giovani e le persone che lavorano a darsi una tutela che magari all'inizio, in fase un po' inizio dell'attività di lavoro,
non desta particolare attenzione. Invece una visione un po' più ampia, un sostegno attraverso anche il silenzio assenso, l'obbligatorietà dell'adesione, salvo disdetta, tra virgolette, può essere un aiuto, anche perché comunque queste risorse sono accantonate a beneficio della persona dal punto di vista della previdenza pensionistica. Dal punto di vista della previdenza sanitaria è resa ancora più evidente l'importanza, perché la cultura mutualistica ti permette di poter far sostenere, di sostenere a chi ne avrà bisogno spese importanti a volte. Allora lì non c'è una corrispondenza di verso questo e mi ritorna. Speriamo non ritorni niente nell'assistenza sanitaria, perché vuol dire che non ho avuto bisogno di niente, però diventa una forma importantissima di tutela per chi poi nei momenti critici ha bisogno di quell'assistenza che è creando anche quel tipo di tutela che non può essere completamente data dal sistema sanitario pubblico. Certo. Un'ultima questione. Noi come Veneto Welfare avvieremo a breve, stiamo definendo proprio gli aspetti, i dettagli dell'accreditamento dei fondi previdenziali sanitari bilaterali e territoriali, compreso il welfare aziendale. La chiave con cui abbiamo letto diciamo, andiamo a leggere la positività, l'utilità del fondo, oltre agli aspetti diciamo strutturali e territoriali, quindi di presenza nel territorio, è legata a quanto il fondo è disposto a investire nell'economia reale della nostra regione. Questa è una partita, come dire, complicata per chi partecipa principalmente a fondi nazionali, però io credo che dal punto di vista della bilateralità territoriale, su cui voi avete comunque tutto un percorso legato in particolare alle iniziative mandamentali, quindi provinciali o subprovinciali, il punto è come la vede un'organizzazione come la vostra, che è ancorata molto a fondi nazionali, però con una presenza territoriale importante, l'aspetto dell'impatto dell'uso del patrimonio dei propri fondi sull'economia reale, diciamo, veneta, della regione Veneto. In effetti, caratteristica del nostro sistema bilaterale è, per la parte sanitaria e pensionistica, è verticale, perché i nostri strumenti messi in atto negli anni passati sono strumenti di carattere nazionale, con grande bacino, per cui una grande anche potenzialità, e con grandi strumenti anche di patrimoni per l'investimento. E al tempo stesso, invece, per quanto riguarda la bilateralità, è molto diffusa ed è operante in tutto il territorio, ma anche nei micro territori. Abbiamo quasi 70-80 punti di incontro in tutto il territorio veneto. Questo vuol dire che possiamo percepire velocemente le difficoltà e le criticità dei territori, per cui vengono adattati per altri strumenti di sussidi, quegli strumenti che sono più idonei rispetto ai bisogni di quel contesto territoriale. Dall'altra abbiamo anche una lettura importante sulle opportunità di sviluppo del territorio. E allora questa connessione potrebbe diventare un po' più virtuosa, adesso non è ancora stata sviluppata molto, però quella di poter orientare eventuali proposte di investimento, avendo una conoscenza del territorio, proposte di investimento sull'economia reale del nostro territorio veneto da parte dell'organismo nazionale, dove siamo ben rappresentati e presenti, ed è questo lo stimolo, la riflessione che abbiamo già fatto in occasione della discussione sulla legge del progetto welfare, proprio per cercare di collegare e connettere risorse che aiutino allo sviluppo del territorio o allo sviluppo comunque delle imprese dei nostri territori, che sono quelle che danno valore aggiunto, creano occupazione e creano la nostra economia, per cui cercare di creare, diciamo, un circolo virtuoso, un po' un'economia circolare positiva anche da questo punto di vista. Beh, interessante. Con Veneto Welfare noi avvieremo a breve, come dicevo, l'accreditamento, il sistema di accreditamento, e faremo anche una prima analisi sull'impatto dell'investimento dei fondi nell'economia reale della regione Veneto.
e su questo avremo modo di chiacchierare ulteriormente. Eugenio Gattolin, la ringraziamo per questa chiacchierata e buon lavoro e alla prossima. Grazie, altrettanto. Buon lavoro a tutti.